7 nuovi contagi nel Cosentino, 6 a Rossano Corigliano e 1 a Cosenza. La persona contagiata nella città dei Bruzi è ricoverata in ospedale. In Calabria nelle ultime 24 ore 18 i nuovi casi. Si valuta la riapertura della tenda pre-triage già nella prossima settimana all'Annunziata di Cosenza dopo l'impennata di nuovi casi di coronavirus. Sono stati sospesi gli interventi chirurgici nell'ospedale di Polistena per carenza di sangue, protestano i cittadini. I sindacati all'attacco del commissario Cotticelli, ha fatto peggio di Scura, sposato, deve andare via. 7 vigili urbani accusati di assenteismo, 3 finiscono ai domiciliari, 4 hanno il divieto di dimora, stesso provvedimento per 2 bibliotecari. Cambio della guardia al comando provinciale dei Carabinieri di Crotone, arriva il tenente colonnello Gabriele Mambor. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, apriamo questa edizione ancora con i contagi da coronavirus che segnano un nuovo rialzo nella nostra regione. L'ultimo ricovero in ordine di tempo questa notte all'Annunziata di Cosenza ed è proprio nel Cosentino che cominciamo, perché cominciamo da qui, che salgono a 7 i nuovi contagi. Vediamo. C'è un ricovero in più nel reparto di malattie infettive dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Questa mattina una donna risultata positiva e con sintomatologia importante è stata trasportata in nosocomio Bruzio. La donna svolge le mansioni di cuoca in un locale dell'area urbana cosentina. L'ASP di Cosenza ha già predisposto le misure necessarie per scongiurare la diffusione del contagio e ha avviata l'indagine epidemiologica. Salgono dunque a 11 i posti letto occupati nel reparto, 3 quelli in terapia intensiva. Dall'esame dei tamponi effettuati nella giornata di ieri sono emerse altre 6 positività che riguardano l'area ionica e in particolare dovrebbero essere collegate al focolaio relativo all'esercizio pubblico, dove sono state riscontrate alcune positività. Situazione più tranquilla sul Tirreno. A Buonvicino le notizie sui risultati dei tamponi e le condizioni di salute dei soggetti in isolamento sono oggetto di puntuali resoconti da parte del sindaco Angelina Barbiero. Posso parlarvi con un animo un pochino più tranquillo e rilassato perché effettivamente sulla base dei dati che abbiamo avuto ieri sera sugli altri 5 tamponi che sono stati processati nella giornata di ieri e che sono risultati negativi, e anche perché giorno per giorno stiamo raccogliendo i dati sul nostro territorio, soprattutto in merito allo stato di salute delle persone, dei nostri concittadini che sono affetti, e sono dei dati abbastanza che ci rincuorano un po' perché sono abbastanza positivi. I nostri concittadini stanno svolgendo lo stato di malattia in maniera molto tranquilla, alcuni sono sintomatici, ma i sintomi sono contenuti e si esprimono prevalentemente come forma di raffreddamento, febbre, un po' di tosse, ma senza complicanze importanti. Dei 9 positivi sul nostro territorio, un nostro concittadino, come sapete, è ancora ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stazionarie, ma sempre abbastanza complesse. Bisogna aspettare un po' di tempo perché si possa riprendere. Nel comune tirrenico sono 28 le persone in quarantena, 8 i soggetti positivi e un ricovero in terapia intensiva. Si attendono i risultati di ulteriori 5 tamponi. E in Calabria nelle ultime 24 ore sono 18 i nuovi casi, il punto con il bollettino della Regione Calabria. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 171.604 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.701 più 18 rispetto a ieri. Quelle negative sono 169.903. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 13 in reparto, 29 in isolamento domiciliare, 186 guariti, 33 deceduti. Cosenza 11 in reparto, 3 in terapia intensiva, 87 in isolamento domiciliare, 460 guariti, 34 deceduti.
Reggio Calabria 4 il reparto, 92 in isolamento domiciliare, 297 guariti, 19 deceduti. Crotone 21 in isolamento domiciliare, 116 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 6 in isolamento domiciliare, 85 guariti, 5 deceduti. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 13, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza sono 10, di questi 3 sono non residenti. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2614. E intanto c'è una notizia importante: non ci sarebbe nessun legame tra il vaccino, il vaccino parliamo dell'Oxford AstraZeneca, e la reazione avversa che si è registrata nei giorni scorsi. Lo fa sapere l'azienda, specificando che il fatto che la commissione scientifica indipendente si sia pronunciata nel giro di 24 ore significa che era evidente e certo che non vi è quindi connessione tra il candidato vaccino Oxford AstraZeneca e la reazione sospetta che si è verificata in un volontario tra i 50.000 che stanno testando il farmaco. Lo afferma appunto il presidente della IRMIM di Pomezia, che ha collaborato alla messa a punto del candidato vaccino Piero Di Lorenzo. Situazione difficile all'ospedale di Polistena per carenza di sangue. Sono stati sospesi gli interventi chirurgici, un provvedimento che, come si ricorderà, è stato assunto, poi rientrato anche per gli ospedali SPOC di Paola e Cetraro nel Cosentino. Vediamo. Sono stati sospesi gli interventi chirurgici all'ospedale di Polistena. La causa: insufficienti le sacche di sangue. Per il Santa Maria degli Ungheresi un colpo dal quale si spera di riprendersi. La situazione è esplosa improvvisamente, ma i sintomi si rilevano da tempo. Il nosocomio polistenese ospedale SPOC, eppure da mesi mancano ad esempio gli anestesisti, problema più volte denunciato ma mai superato. E la carenza di sacche di sangue acuisce una situazione di crisi che può diventare pericolosa. I reparti che sono in ginocchio chiaramente sono chirurgia generale, ortopedia e ginecologia. Secondo quanto denuncia il consigliere regionale Domenico Giannetta, il sangue disponibile consente di coprire appena le urgenze. In pratica non si possono programmare operazioni chirurgiche e ad acuire il problema c'è il fatto che il centro trasfusionale di Polistena dal mese di luglio non può ricevere donazioni di sangue per le norme anti-Covid. Insomma, piove sul bagnato e per un ospedale è la beffa più grande. Intanto a Reggio Calabria fa sentire la sua voce critica il sindacato AROI EMAC. I commissari, dice Nicola Loddo, segretario aziendale del GOM, con le loro scelte stanno penalizzando il grande ospedale metropolitano. In particolare si rilevano metodi inadeguati sul fabbisogno del personale. A Cosenza adesso restiamo nell'ambito sanitario, perché all'Annunziata riapre la tenda pre-triage dopo l'impennata di casi che si sono registrati negli ultimi giorni. Vediamo. La tenda pre-triage è chiusa, siamo dinanzi al pronto soccorso di Cosenza e la struttura che fungeva da filtro per i pazienti Covid non è più operativa. Con l'aumento dei casi nell'area urbana Abruzia si valuta la riapertura. I numeri che abbiamo avuto in quest'ultimo mese e mezzo non giustificavano un impegno di risorse tale da mantenere in piedi una struttura come quella, cioè in piedi intesa come operativa, e quindi abbiamo rimodulato i percorsi sulla base di quelli che erano i numeri. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane i numeri stanno cambiando e quindi abbiamo attivato tutta una serie di percorsi interni all'ospedale e stiamo valutando la riapertura anche della tenda di pre-triage, che verosimilmente potrebbe avere luogo la prossima settimana. Nella fase acuta dell'emergenza gli accessi al pronto soccorso sono calati drasticamente, i numeri oggi sono molto diversi rispetto ai mesi del lockdown. Abbiamo avuto un incremento progressivo degli accessi, costantemente in crescita degli accessi.
Adesso negli ultimi giorni viaggiamo intorno ai 150-160 accessi al giorno. In atto le restrizioni, in ospedale entrano solo i pazienti, nessun accompagnatore. Resta il delicato problema dei pazienti che faticano ad avere notizie dei propri cari. C'è una modulistica che abbiamo approntato appositamente per questa tipologia di pazienti, così pazienti fragili, i grandi anziani, i disabili o qualsiasi altra tipologia di paziente che oggettivamente richiede un'assistenza molto più serrata. Tutti gli altri pazienti, umanamente io capisco il disagio dei parenti che aspettano notizie, aggiornamenti e via dicendo, però i medici che sono in servizio in pronto soccorso, spesso diciamo così, soverchiati da un numero estremamente elevato di pazienti da gestire, deve fare una scelta molto, molto semplice: o passare 1 o 2 ore al telefono cercando di informare i parenti, o prendersi cura dei pazienti. L'ideale sarebbe fare entrambe le cose, però non c'è il dono dell'ubiquità. Con la direzione aziendale stiamo cercando di trovare un modo per poter risolvere questo problema e fornire anche questo servizio ai parenti. La sanità intanto è sempre nel mirino dei sindacati dopo l'incontro di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi con il ministro Speranza, dal quale CGIL, CISL e UIL hanno ottenuto segnali interessanti. L'attenzione si sposta sull'operato del commissario, operato che i sindacati bocciano e hanno in programma per il 18 di ottobre una manifestazione in piazza a Cosenza. Vediamo. La carenza di personale sanitario, il male assoluto della sanità calabrese, secondo i segretari generali dei sindacati che hanno incontrato il ministro della Salute Speranza. La fotografia del comparto regionale sarà sempre un'immagine sbiadita finché non si sbloccheranno le assunzioni. Noi siamo stati dal ministro e abbiamo avuto una delegazione ampia, perché era importante parlare della condizione della sanità calabrese, di quello che sta succedendo negli ospedali, dei ricoveri che si bloccano, dell'emergenza-urgenza che non è più sostenibile, di quelle che sono la chiusura di interi reparti e strutture ospedaliere. Il problema con Cotticelli non è che sia interrotto un rapporto, non è mai iniziato, perché per noi Cotticelli non si è mai occupato della sanità calabrese, non è mai andato a capire quello che sta succedendo negli ospedali, a capire la sofferenza dei calabresi, a capire che si stanno bloccando i ricoveri, a capire che mancano medici e infermieri. È questa cosa che abbiamo detto al ministro. Quello dei sindacati, con toni diversi, da sigla a sigla, è un atto di accusa alla struttura commissariale. La gestione ragionieristica ha portato al congelamento della spesa sanitaria. Anche nell'emergenza pandemica non si riesce a coprire il fabbisogno. Crediamo che il commissario sia assolutamente ormai inadeguato a confrontarsi con il sindacato. Gli abbiamo chiesto all'incontro che si è fatto con le categorie di partire dalle cose che aveva detto di fare e non ha fatto. Ci sono accordi sottoscritti con le nostre categorie per quanto riguarda l'implementazione del personale, la stabilizzazione del precariato, lo scorrimento delle graduatorie già espletate. Su questo noi misureremo la possibilità di poter riannodare il filo con la struttura commissariale, fermo restando che comunque il tema del commissariamento credo che non sia neanche più possibile affrontare con una legge che è antecedente a ciò che l'emergenza sanitaria ha prodotto. E ci spostiamo a Catanzaro per un incontro tra la senatrice Vono e i sanitari dell'ospedale. Vediamo. Passa l'emendamento della senatrice di Italia Viva Silva Vono che abroga l'articolo 6 del decreto Calabria e così la stazione unica della Regione tornerà a gestire le gare per l'acquisto di beni e servizi nella sanità calabrese. L'emendamento contenuto nel decreto semplificazione è stato presentato nel corso di una conferenza stampa all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Finalmente la stazione unica appaltante della Regione Calabria si riappropria delle proprie competenze, nel senso che può gestire le gare sopra soglia per quanto riguarda l'acquisto di materiale sanitario e farmaci, cosa che era stata buttata via da un decreto, il decreto Calabria, che aveva proprio tolto queste competenze proprio alla stazione unica appaltante, delegandole ad altre stazioni appaltanti, addirittura a una società in-house della Regione Campania. È una norma importante, anche se il decreto Calabria va a scadere la fine di ottobre, per evitare che nel caso ci sia una proroga di questo scempio, la norma esiste e non si può tornare indietro, per cui
quindi ci assicuriamo che la stazione unica appaltante rimanga ad avere le sue competenze. La prassi è sempre la stessa, cambiamo argomento, la timbratura del badge e via a passeggio a fare altro. È accaduto tante volte in Calabria e non solo, e capita ancora, questa volta a finire nel mirino della Guardia di Finanza 7 vigili urbani in servizio al comune di Gioia Tauro. Vediamo. Ecco uno dei vigili urbani del comune di Gioia Tauro beccato dalle telecamere piazzate dalla Guardia di Finanza mentre si assenta arbitrariamente dal posto di lavoro utilizzando anche l'auto di servizio. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Palmi sono coinvolti 3 vigili urbani posti ai domiciliari, mentre per altri 4 è stato disposto il divieto di dimora. Stesso provvedimento per 2 bibliotecari, i quali dopo aver attestato la presenza in servizio lasciavano il posto di lavoro, non consentendo così la fruibilità della biblioteca. L'inchiesta, che ha riguardato il periodo che va da settembre a dicembre del 2019, è stata avviata dopo una denuncia presentata dall'allora comandante della polizia locale Michele Bruzzese, che qualche mese dopo si è dimesso dall'incarico in relazione a reiterate ipotesi di assenteismo da parte di alcuni suoi collaboratori. Tra gli indagati figura anche il nuovo comandante della polizia locale Santo Verdè, posto ai domiciliari, insieme ai vigili Andrea Rotondo e Giuseppe Pilè. Dalle indagini sarebbe emerso che i vigili, pur attestando regolarmente la loro presenza in servizio, spesso si assentavano dal posto di lavoro in maniera del tutto ingiustificata, anche utilizzando le auto di servizio per dedicarsi alle più disparate esigenze di carattere personale e familiare. E in un caso i finanzieri hanno anche accertato che una vigilessa, oltre a recarsi senza motivo con l'auto del corpo fuori dal territorio di competenza, aveva portato con sé l'arma di servizio in violazione della legge. Il sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Anna Laura Orrico, ha convocato per il prossimo lunedì 14 alle 10:30 nella Sala Leone della Biblioteca Nazionale di Cosenza il tavolo istituzionale permanente finalizzato alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo Cosenza Centro Storico. Quindi ci sarà finalmente la firma di questo contratto per un importo di 90 milioni di euro per il rilancio appunto del Centro Storico di Cosenza. Al tavolo, che sarà presieduto dal sottosegretario Orrico, saranno presenti i rappresentanti degli altri soggetti coinvolti. Ci spostiamo a Crotone per il cambio al comando provinciale dei Carabinieri. Stamattina si è insediato il nuovo comandante, si chiama Gabriele Mambron. Vediamo. Il tenente colonnello Gabriele Mambor, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone, subentra al tenente colonnello Alessandro Colella. Per Mambor, che arriva a Crotone da Bari, si tratta di un ritorno in Calabria. Il tenente colonnello infatti era già stato nei cacciatori di Vibo Valentia e al comando del Rosso di Reggio Calabria. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, il tenente colonnello ha ribadito la vicinanza dell'Arma ai cittadini. Questo è un impegno particolare, un impegno istituzionale, un impegno tradizionale dell'Arma dei Carabinieri, di tutte le forze di polizia naturalmente, ma l'Arma dei Carabinieri in particolare. Voi sapete perfettamente che a Crotone siamo la forza di polizia comunque presente su tutto il territorio, con presidi territoriali in tutta la provincia, e quindi per noi è prioritario, il target prioritario appunto la vicinanza al cittadino, alle esigenze del cittadino, e quindi è questo sicuramente uno degli impegni. Il mantenimento di questo standard è uno degli impegni sicuramente principali che mi assumo come comandante provinciale. Insieme a Mambor è arrivato nel comando provinciale di Crotone anche il capitano Stefano Martorana, che assume il comando della compagnia di Cirommarina. Vengo da una realtà diversa, che è quella sarda, dove ho comandato un reparto sia alla linea mobile che il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cagliari. È, come dicevo, una realtà molto diversa per tanti aspetti, tante peculiarità, ma allo stesso modo continuerò a fare il mio lavoro, a perseguire i miei obiettivi professionali, così come l'ho fatto in Sardegna. È un comando compagnia sicuramente impegnativo sotto il profilo lavorativo. Il mio obiettivo principale al momento, dato che
proprio per la tempistica non possiamo fare promesse o preannunciare obiettivi, diciamo, particolari e specifici. Il mio impegno è sicuramente quello di essere un punto di riferimento per la popolazione. Amedeo Di Tillo, riconfermato presidente dei centri sportivi aziendali industriali. Vediamo. È stato riconfermato a pieni voti per altri 4 anni il presidente uscente Amedeo Di Tillo, eletto nel comitato dell'Oxain Calabria. Le elezioni per rinnovare le cariche elettive molto partecipate e si sono svolte in un clima di grande condivisione e apprezzamento. Oltre alla conferma di Di Tillo, eletto anche il comitato regionale con i nuovi delegati di assemblea, i delegati nazionali e il revisore unico. Un quadriennio intenso in cui Xain è stato protagonista di azioni importanti sul territorio e per il territorio, con progetti di spessore che hanno avuto come principale protagonista lo sport. Risultati importanti, dicevamo, e partnership solide come quella intavolata con Confindustria, ribadita e rinforzata dalle parole del presidente Fortunato Amarelli. Un lavoro importante che è stato fatto già in questi anni. Io credo che lo sport sia oggi fondamentale nella nostra società, forse un vero e proprio stile di vita, un buon stile di vita al quale tutti dovremmo auspicare. Un lavoro certosino che sarà ripreso e sviluppato ulteriormente per centrare obiettivi ambiziosi. Abbiamo fatto un grande gioco di squadra con i presidenti provinciali e con i responsabili regionali di settore che comunque in maniera capillare hanno lavorato sul territorio. Il futuro dell'ente, soprattutto nel prossimo quadriennio, è quello della valorizzazione del territorio, soprattutto della valorizzazione del turismo sportivo nella nostra regione, perciò valorizzare le strutture turistiche, le strutture sportive e pensare al nuovo management dello sport futuro. Nutrita e di assoluto livello la presenza delle federazioni sportive calabresi, dal tennis al nuoto, passando per gli sport invernali, il rugby e il badminton, con un occhio attento anche ai progetti di psicopedagogia dello sport. La partecipazione un po' da tutta la Calabria, nonostante l'emergenza sanitaria in atto, è un'ulteriore conferma dell'importanza dei centri sportivi aziendali industriali. La Regione Calabria possa sempre avere una crescita costante come è avvenuta in questi ultimi anni, ben organizzata dal Presidente e da tutto il suo staff che lo segue in tutte le sue attività. Lo spettacolo ci porta nel Reggino, il concerto dei Mattanza nella Villa Comunale di Siderno. Vediamo. C'era un bel clima ieri sera nella Villa Comunale di Siderno, dove i Mattanza, gruppo musicale reggino molto noto nel circuito, si è esibito per proporre il repertorio che dal 1997 cura e aggiorna con una costante attività di ricerca, anche nel ricordo del suo fondatore Mimmo Martino, scomparso qualche anno fa. Ieri sera, di fronte ad un pubblico sorprendentemente non numeroso, il gruppo ha un seguito significativo, evidentemente la situazione sanitaria ha avuto un ruolo, suoni etnici che richiamano tradizioni popolari con geniali tocchi di modernità sono stati il leitmotiv della performance. La musica dei Mattanza ha la forza non solo di evocare ma di indurre a pensieri dolci e profondi senza prescindere da temi sociali. La band coniuga capacità alte di esecuzione musicale e vocale con analisi sociali e antropologiche di indubbio valore. Certo è il senso di spettacolo e l'odore del palcoscenico ad animare questo impegno creativo, ma lo studio inteso come applicazione e ricerca del nuovo resta elemento importante. Anche Siderno, dove i Mattanza si sono altre volte esibiti, resta una tappa bella di un viaggio meravigliosamente senza tempo. La presentazione di un libro è diventata l'occasione per una bella serata di beneficenza che si è tenuta nella parrocchia di Loreto a Cosenza. Vediamo. Una serata di beneficenza incentrata sulla presentazione di un libro dedicato ad una delle figure dominanti nella famiglia, il padre. L'evento, che si è tenuto nei locali della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto a Cosenza, è stato promosso dall'associazione Un Sorriso per Te. Il volume di poesie presentato, i cui proventi vanno in beneficenza, è di Enzo Esposito, Mio padre, l'uomo del silenzio.
Abbiamo organizzato come associazione una serata di beneficenza presentando un libro che il Cavaliere Esposito ha dedicato al suo papà per una raccolta fonti, un aiuto per le persone disagiate. Ai tempi d'oggi purtroppo ce ne sono tante, considerato il coronavirus che ancora ci dà da combattere. Il Cavaliere Esposito ha dedicato il suo libro al pilastro della famiglia. Il papà è una figura che non ci abbandona mai, anche se alcuni di noi purtroppo l'hanno perso, rimane sempre nel nostro cuore, ci ha sempre tramandato i valori che non perdiamo mai. Enzo Esposito ha già dedicato un volume alla madre. Il nuovo libro, in cui esplora invece la figura paterna, completa un viaggio nella vita della famiglia. Papà era un uomo nel silenzio, mi ha colpito sempre, anche da morto, il suo comportamento. Era sempre d'accordo con mamma. Nella mia famiglia mamma era il capofamiglia, era l'amministratore. Papà era l'inquilino, però la qualifica non significa. C'era un amore che vigeva in quella famiglia. Quando si fanno le cose con amore, vanno sempre a buon fine. L'amore è la cosa meravigliosa. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Sarà un fine settimana caratterizzato da leggera instabilità a causa del transito sul Mediterraneo di una debole perturbazione. Il clima però si manterrà caldo e prettamente estivo. Domani generalmente nuvoloso sul Reggino con possibilità di occasionali pioviggini, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Non si escludono brevi rovesci pomeridiani sulla Sila. Passiamo a mari e venti, domani mari calmi o più poco mossi con ventilazione debole di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo una buona continuazione e vi auguriamo un buon weekend.